Vai. Tutto pronto al Palazzello di Conegliano per la partita tra Atletico Conegliano e Futsal Infiniti Godego, una partita che sta di playoff tra la terza e la quarta squadra del campionato. Atletico Conegliano che vuole rimanere aggrappata alla vetta per continuare a cercare di raggiungere quell'obiettivo della Serie B, della promozione diretta. Futsal Infiniti Godego ormai impiantata al quarto posto per cercare di consolidare quella posizione dei playoff. Atletico Conegliano che si presenta oggi con Andrea De Piccoli, Lorenzo Martin, Igor Fasanella, Lorenzo Favaro, Luca Brusaferri, Sebastiano Siberi, Aiuto Carbuccia, Federico Pinato, Almir Imamovic, Samir Beseri, Giovanni Sponga e Alex Celotto. Futsal Infiniti Godego si presenta con Vittorino Ezequiel, Varek Safuen, Basso Rudis, Barsaid, Wadi Daniel, Salifu Fischal, Medina Olare Riccardo David, Giata Flamingo, Crosdoci Mitterlei, Davide, Edilendi Matteo, Baggio Tommaso, Bermanne di Basti e Massarotto Gianmarco. Dirige la gara dalla sezione di Bassano del Grappa Toglio Riccardo, dalla sezione di Padova Spezzati Alberto e dalla sezione di Treviso Francesco Pietro. Che partita ci aspetta? Una partita sicuramente con tante emozioni, dove si affrontano il terzo miglior attacco, il Conegliano, ma anche il nono miglior attacco. Una partita che ha sempre emozionato all'andata, un bel 3-2 e con Bomber Giata che ha sempre punito la formazione giallo-blu, quindi tutte le carte sono in regola per aspettarci un match emozionante. Sfida tra Bomber oggi, tra il numero 10 dell'Atletico Conegliano Sadat Ziberi ha 24 gol e il Bomber del Godego Giata Flamingo ha 18 gol. Sicuramente l'uomo è da tenere d'occhio nella squadra di Marotta. Diciamo che Ziberi vive anche un'altra sfida personale contro Leandrigno, sono sempre lì di segna uno, risponde l'altro. Una sfida nella sfida, quella tra Conegliano e Montello, che al momento sta vincendo l'Arzignano però. È stata una partita difficilissima per il Conegliano, vinta per 3-2 con il gol di Geno Imamovic e Ziberi. Adesso inizia la partita. Subito possesso palla per il Godego, palla per Sarifu che tiene botta. Adesso rimessa laterale alla battuta uguali. Giata, prova subito il destro. Favaro anticipa, adesso parte contro il piede, Ziberi, non trova di destro Finato, adesso prova la finta, tunnel su Sebar. Subito un saggio delle sue qualità, passaggio sbagliato, ma dopo ha provato e ha trovato subito il tunnel, il numero 10. Ziberi di qualità, trova la pallone, adesso primo possesso palla libero per il Conegliano. Ziberi. Raffinato, palla alla porta, interviene su di lui Salifu, adesso contropiede, Giata, punta, para Sponga, poi tiro fuori, sempre di Capitan Giata, subito chiamato alla parata, il numero 22 Sponga. È bastato un passaggio sbagliato di Imamovic che ha aperto praterie per il Godego e Giata questa volta non è stato freddo, per 2 volte davanti a Sponga. Adesso Ziberi ad impostare. Alla porta, deve girarsi, scarica su Favaro, adesso Imamovic ha un po' di spazio, Finato, punta, prova al destro, para semplice Prosdocimi. E questa l'azione di prima è stata anche un campanello d'allarme per i ragazzi di Mister Brusaferri, che non bisogna scherzare troppo perché il Godego davanti ha grande potenzialità. Imamovic prova Finato, prova al centro, il numero 17, adesso parte il contropiede, Sebar prova a puntare, che è fallo il numero 6, ma il rigore non vede nulla, difficile Finato che deve spostare il pallone. L'azione di prima è stata proprio un'azione provata e riprovata in allenamento.
Finato che svuota l'area e Imamovic che si butta dentro. Finato, dava la suola su Stefar, Giata, Sebar, ancora Giata, su Ziberi, può provare la punta, pallone fuori qualche metro, deve fallo, numero 10. E qua forse c'era Andrea perché nel momento in cui stava andando a calciare lo sbilancia da dietro, sappiamo che in quegli attimi anche una piccola spinta ti fa perdere l'equilibrio e ti fa cadere. Sbaglia controllo uguali, adesso Imamovic, prova a destra deviato, pallone in calcio d'angolo, Ziberi, ancora Imamovic, povero, Ziberi, lascia scorrere, prova la trivella per trovare Finato. Da notare come ormai da qualche partita a questa parte mister Brusaferri ha deciso di provare l'abbinata con Finato punta e Imamovic esterno, mentre all'inizio del campionato il numero 17 veniva sempre impiegato come vertice d'attacco. Sarà che Atletico Conegliano adesso ha anche più soluzioni con un'altra punta importantissima la panchina, ovvero Luca Brusaferri, arrivato nel mercato d'inverno. Forse è proprio questa la forza di Conegliano, le tante soluzioni, le tante scelte, le tante possibilità di affrontare la partita in modi diversi. Nel parterre delle sue frecce tantissima qualità mister Brusaferri. Oggi si sfidano il terzo attacco del campionato, quello del Conegliano, contro il nono, quello del Godrigo. Squadra che nonostante non vanti alcun record, possiamo dire che è il nono miglior attacco e la settima miglior difesa, si trova al quarto posto. Diciamo che è la squadra che fa da blocco, da diga tra le tre davanti e il restante del campionato. Adesso contropiede, conduce il numero 9 Salifu, adesso Sponga. Bravissimo Favaro a intercettare l'azione offensiva e salvare una seconda occasione da gol per il Godego. Poi di spazio Finato, cade troppo facilmente secondo il direttore di gara, capitano Finato. Adesso Uali, prova il mancino, Sponga in calcio d'angolo. Ogni volta che il Godego si avvicina alle porte di Sponga è sempre pericoloso e prima o poi quando concedi tanto il gol arriva. Uomini di gamba qui del Godego. Adesso Giata, tocca per Uali, prateggiane due, ma Favaro scippa il pallone, ritrova Ziberi, che può lanciare il contropiede, Finato, ha spazio per il destro, para ancora l'ultimazione in contropiede del Conegliano. E indovina chi l'ha fatta ripartire, un recupero di Favaro che ha aperto le porte per la ripartenza. Ziberi, mancino! Allora che sfiora il palo, stava per trovare il gol del mese proprio nel giorno in cui sui social del Conegliano hanno dato il via alla votazione per il gol del mese di gennaio. Questa è un'azione codificata ormai del Conegliano, l'abbiamo imparata da calcio d'angolo, la palla arriva sempre al numero 10 che di destra, di sinistra, di testa trova sempre il gol. Giata, Ziberi adesso lancia il contropiede, Finato, trova Imamovic che vuole liberare il destro, Finato! Si fa trovare contro Finato ed è 1-0. La fortuna di Italia Audaci, Andrea, che questo tiro di Imamovic è stato baciato da Dea Vendata, perché, o meglio, è stato baciato da Pomber Finato che è arrivato e col piattone ha depositato in rete. Dopo 5 minuti il Conegliano conduce di già. Partita fino subito divertente, adesso prova a rispondere subito il Godrigo, ma un immenso Imamovic a sbattere il pallone sulla gamba destra di Giata. Partita subito a ritmi alti, Ale. Sì, e volevo segnalarvi che poco prima Ziberi, dopo aver tirato il pallone, è andata verso Sponga e
aveva incitato il proprio portiere a riprendere molto, a ridare la palla al portiere avversario molto velocemente, proprio c'era la voglia di far gol. Entra in campo Veseli proprio per l'autore dell'assist Imamovic. Favaro interviene da dietro Masserotto. Uguali. Masserotto sfida Veseli, c'è un mismatch fisico tra i due. Uguali. Giata. Ancora Masserotto, libera il mancino! 1-1! Grandissima girata del numero 27 del Godego che batte Sponga ed è 1-1. L'avevi appena detto, mismatch favorevole per il numero 27 del Godego, il gol arriva proprio là, palla alta, controllo, si gira, sinistro, sotto le gambe di Sponga e a marcare c'è proprio Veseli. Gli concede 20-25 centimetri e sono quelli che contano. Brusaferri vuole liberare il destro, Brusaferri prova a portarsela in porta, è entrato Brusaferri, si vede. Sì, tutta la sua fisicità, la voglia di spaccare il mondo ce l'ha e ce l'ha sempre avuta, ma anche tanta qualità. Masserotto cerca Giata, interviene Ziberi, Favero gestisce di sola, Veseli vuole liberare il destro, para Prostucimi. Adesso è una sfida tra punte giovanissime, da una parte Masserotto, classe 2006, al quarto gol in campionato, direttamente dalle giovanili del Giorgione, dall'altra parte Luca Brusaferri, 2005, che ha avuto un impatto non banale con il nostro campionato. Brusaferri, Ziberi ad impostare, Favero, ancora Ziberi, prova la punta! Ziberi! 2-1 per il Salernitano, è una partita bellissima! E questo è un gol da fenomeno, è un gol da Ziberi. Ha la forza mentale, la lucidità di stoppare la palla in una frazione di secondo, capire che il portiere era posizionato male con la punta, incrociare, è un gol da campione. E in 7 minuti abbiamo già visto 3 gol. Ci aspettavamo una partita emozionante e non sta tradendo le attese. Adesso Veseli vuole andare sul mancino, la lascia Brusaferri, viene su di lui Masserotto. Brusaferri prova il pressing. Giata non aggancia. Veseli prova a puntare. Si rifugia in Ziberi, il faro di questa squadra in fase di impostazione e non solo. Intanto Andrea, aggiorniamo le statistiche perché Ziberi ne ha fatti 25 con questo. Attenzione, prova il numero 8 Uguali, il mancino non impensierisce Sponga. Non ci sono momenti di riposo in questa partita, si va da una parte all'altra con una velocità incredibile. Lo spazio è diventato amico delle due squadre e il vantaggio conegliano sicuramente influisce su tutto questo. Brusaferri viene su di Masserotto, ne è rimessa laterale per il conegliano. La sfida tra Ziberi e Leandrigno ricorda quasi una gara per il primo posto ATP tra Sinner e Alcaraz, due campioni assoluti che con questo campionato sembrano centrare veramente ben poco. Infatti entrambe le squadre, sia il Montello di Leandrigno sia il Conegliano di Ziberi, puntano e devono puntare alla qualificazione al campionato di Serie B. Tanto Marotta dalla panchina dice c'è tempo. Brusaferri Ha voluto troppo anche dalle sue qualità, 2 uomini vicini, doveva passarla Brusaferri. Ho trovato una lontana somiglianza tra Marotta, allenatore del Godego, e un altro Marotta che conosciamo bene. Adesso prova Giata, per il Carbuccia. Giata che era riuscito a mandare a terra Veseli con una finta perfetta. Molto ligie le regole, il direttore di campo.
Sebar a Serotto, Ziberi anticipa Carbucci, fuori spazio, interviene ancora Sebar. Qua Carbucci poteva fare 3 scelte, 2 giusta, una meno giusta, ecco, e ha fatto quella meno giusta perché c'era Ziberi e Brusaferri liberissimi dai 2 lati. Ziberi, Veseli ha un po' di spazio in impostazione, scarica ancora sul numero 10. Ziberi nella punta, Ziberi e Veseli, entrambi compagni di squadra in nazionale della Macedonia. Tanto chiedono il fallo i tifosi del Cornigliano, gamba alta e disata, direttore di gara che non fischia nulla. Carbucci, Veseli, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia giallo-blu. Brusaferri, Ziberi, Carbucci va leggero sul contrasto, Sponga, lancio lungo per Ziberi, viene pescato fallo di Ziberi contro Sebar. Adesso Giatta punta, pallone alto, ma il numero 11 una tatuata anche sul braccio, è sicuramente il più pericoloso della squadra rossonera. Ha provato il gol alla Ziberi qua come prima in precedenza, velocità di esecuzione per prendere di sprovvista Sponga, ma questa volta il pallone si è alzato sopra la traversa. Veseli si trova Brusaferri, viene anticipato da un'ottima scivolata di Sebar. Adesso Favaro, Tanto Ziberi sta riposando un po', sta boccheggiando in panchina. rientra la piovra, il numero 8 Favaro. Veseli, E a prendersi un po' le redini di questa squadra è Veseli, un altro macedone. Sembra quasi un passaggio di consegna in quella che è la formazione del Cornigliano. stato pronto ad entrare il numero 7 Igor Fasanella. Andiamo al posto di chi? Favaro, Carbucci, prova a puntare, libera al destro ed è un cambio. Questa era come la situazione precedente, una vistosa trattenuta alle spalle che secondo me poteva essere sanzionata dal direttore di gara. Adesso va alla battuta della rimessa laterale Mbarek. Questo è un errore indotto da parte del Cornigliano che ha alzato i ritmi della pressione e ha fatto sbagliare il Codego. Ha provato la giocata a Veseli, destro-sinistro e poi tiro di mancino, ma l'impatto col pallone non è stato dei migliori. Adesso uguali, prova a portare palla, vuole pescato fallo contro Brusaferri. Fallo che ci Check sta. 3-2, fallo che ci sta. Barek, tocca per Nicolini. Su Ali, ancora Nicolini, su palla adesso per Ligodego. Medina, Wali, va a salire il pressing di Fasanella, infatti sbaglia il numero 8 Wali. Favaro, non viene su di lui Mbarek. È da qualche minuto che il Cornigliano ha proprio alzato i ritmi di questa pressione, però c'è anche un rischio che può nascere da questo pressing alto, quello che se Codego riesce a saltare la prima pressione dopo è dalle parti di Sponga. Fasanella, Rischiare sì, ma non troppo. Veseli, prova l'1 contro 1, libera il destro, spinto fuori ancora da Broncini. Grandissima iniziativa del numero 19, che proprio come Ziberi, quasi in impostazione, parte, dribbla e tira. Veseli, tiro fuori,
Mancano 8 minuti e 48 secondi alla fine del primo tempo. E come Ziberi è proprio il catalizzatore di tutte le palle che passano vicino all'aria, soprattutto da calcio d'angolo. Su Veseli tocca, anticipa Nicolini. Qui però ho sbagliato il piede Andrea, perché qui deve andare col mancino, stoppare la palla, tutto facile fuori dal campo, però Wally, mancino, non trova per un pelo sul secondo palo un Baruch. Ferri prova a puntare, deve liberare il mancino, interviene Mbarek, ancora calcio d'angolo, mancano 8 minuti e 20 secondi. Conegliano che sta alzando decisamente i ritmi, ma il Godigo sembra avere tutte le carte in tavola per poter rispondere alle iniziative dei giocatori gialloblu. Mamovic, sul esterno, palla fuori. missile terra aria che è partito dal destro del numero 17, però il corpo un po' all'indietro e la palla si alza. Coordinazione non delle migliori, ecco. Proprio una conclusione strana, a metà tra una punta e un esterno. Wally, Barek prova a uscire dal pressing, Godigo, ancora un Barek che interviene Favaro. Favaro che ha una capacità di intervenire sulla palla nel momento esatto in cui l'attaccante la scopre, che è davvero impressionante. Wally, Quello che non è riuscito a fare Fasanella in questa situazione. adesso dialoghi tra Imamovic e il direttore di gara, anzi con Sponga. I giocatori del Conegliano non avevano visto alcuna deviazione sul tiro di Wally, tra l'altro si è infuriato con i suoi compagni di squadra per non aver chiuso sul secondo palo. Wally, Zanella prova ad anticiparlo, ancora rimessa laterale. Imamovic farà alto. Conegliano in apprensione, il Godigo che sta riuscendo a rendersi pericoloso, soprattutto con le iniziative del numero 8 Wally. Mamovic si spedisce al mittente per questo attacco rossonero. Fu non aggancia, adesso Sponga. Un po' di spazio Fasanella per portare il pallone. Finato non aggancia sul passaggio in avanti di Imamovic. Adesso il Conegliano sta facendo un po' di fatica a riprendere il possesso palla. Non sa perché. Anche Ziberi. Tanto si gira! Salifu fa un grandissimo gol. Il numero 9 del Godigo che trova il 2-2. Si è girato, ha spedito un destro alle spalle di Sponga. Stesso gol dell'1-1, palla lunga, difensore del Conegliano che non riesce a arginare attaccante che si gira, tira e trova la rete. Questa è una situazione un po', penso, codificata da parte dei ragazzi di Marotta, che 2 volte su 2 hanno trovato la rete così. Fasanella prova a sbizzare, destro fuori, prova a rispondere subito l'Atletico Conegliano, che non deve subire la botta psicologica di questo 2-2. Godigo che ha sicuramente meritato di trovare gol. Adesso Favaro, tu per tu Favaro! Bellissima risposta del portiere del Godigo. Adesso Imamovic a correre il pallone. Grande occasione qui per il Conegliano, però forse è arrivato sul piede di quello meno abituato a fare gol nei 5 in campo. Favaro che ha chiuso gli occhi, ha provato a calciare il più forte possibile. Finato, ancora Favaro, intervento con la suola da terra di Salifu. Imamovic, guarda l'aggancio, Sponga ad impostare. Fasanella, dare il ritmo. Favaro non trova né Fasanella né Finato.
quando Favaro, che probabilmente ha chiuso gli occhi, provato a calciare il più forte possibile, con Prosbocini che in croce è riuscito ad intervenire agevolmente, parata facile. Zanella, che non è la prima volta che prova questa azione personale, scattare l'uomo e calciare. Nelle azioni di prima quasi è arrivato la rete, ma questa volta è finita alta. Finato. Adesso Fasanella a sinistra e Mamovic a destra, ha invertito i due giocatori, mister Brusaferri. Fasanella andare sul mancino, interviene Prosbocini, forse fuori dall'area addirittura. Mamovic finta e Mamovic palo! Destinazione del numero 17 che aveva liberato il tiro con una finta di corpo meravigliosa. Mamovic, Finato, palla alla porta, è su di lui, Finato, palla alla E prima c'è stato il palo di Mamovic, ma la grande parata di Prosbocini che con le falangi della mano destra è proprio riuscito a toccare questa palla e spingerla verso il palo. Continua questo digiuno casalingo di Mamovic che non riesce a trovare la rete. Vediamo che si addormenta, palla non era uscita. Mamovic prova a coordinarsi per tenere il pallone in campo, mentre è diventato il numero 10 Ziberi che ha a che fare con un cliente molto scomodo adesso, il numero 27 Passarotto. Wali, Giata, Medina, scambiano i due, ora Medina, Godego che riesce a far girare palla molto velocemente ma indietreggia verso pressing. Conegliano, Sponga, Ziberi, Mamovic. Tanto siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo secondo tempo. Prova a cercare una palla visionaria, Mamovic ha Finato che non aveva chiuso sul secondo palo in questa situazione. Medina, mancino alto per Passerotto, adesso Giata, tunnel su Mamovic, poi mette una pezza a Favaro. Bisogna stare attenti proprio nella zona difensiva destra del Conegliano, perché il Godego punta e molto spesso salta la difesa ai difensori del Conegliano e crea occasioni. Passerotto acquista un calcio d'angolo, Parabola in attesa della sfera che non esce nel lato lungo ma esce nel lato corto, inusuale. Giatta chiama lo schema, Wali vuole liberare il destro, Sponga in presa, Ziberi cerca Finato, il pallone troppo lungo per il numero 13, dove non sono d'accordo sul movimento da fare in questa situazione. Wali, Passarotto, Mamovic interviene, lancia il contropiede, viene Passarotto. Time out, quando mancano 4 minuti e 8 secondi, chiamato da mister Brusaferri, vediamo troverà la soluzione per tornare in vantaggio. Mentre aggiorniamo dei campi con il Valdagno che vince per 1-0 contro la Next Gen della Mestre Fenice, Miane in vantaggio per 1-0 contro il Vigoreal, Montello che è avanti per 3-1 contro il Marca Futsal, 1-1 tra Miti Vicinalis e Pupi, infine 1-0 dell'Union Diavoli sul Cosmos Neve. Una partita bellissima in questi primi 16 minuti che ha regalato tanti spunti, soprattutto per mister Brusaferri, con la sua squadra che non è mai riuscita a trovare la chiave di volta per arginare quello che è stato l'attacco del Godego, palla lunga, e troviamo l'attaccante che calcia, vada come vada, dopo recuperiamo. Godego che sta riuscendo a tirare veramente molto bene il pallone, è sempre molto rapido nelle sue intenzioni, difficile difendere, soprattutto quando poi riesce a trovare l'imbucata per il pivot
che sia questo Massarotto o Salifou, sono entrambi molto fisici, clienti non facili per il difensore centrale del Conegliano. Sono Ziberi, testa alta ad impostare, interviene Giata, Favero, uscì il pallone, Massarotto, Wali, deve ricominciare il possesso, Medina, Massarotto, supera Imamovic, Massarotto, ma non supera anche Finato, doppio blocco sul numero 27 che aveva saltato Imamovic con una finta. Wali, Mancino bloccato ancora da Finato. Questa palla era partita veramente bene dal mancino del numero 8 e se non ci fosse stato Finato sarebbero stati, non dico guai seri, però comunque grattacapi per Sponga. Wali ha veramente una bellissima abilità a concludere con entrambi i piedi, infatti ha impensierito Sponga sia con il mancino che con il destro. Favero, Imamovic, adesso partita quasi a ping pong tra Enrico Conegliano e Godigo. Imamovic cerca Finato, parte il contropiede con Giata che inciampa sul pallone, adesso vuole lanciare il contropiede Ziberi. Favero, un 4 contro 3, Brusaferri, punta, calcio d'angolo, Finato, trova Favero al centro, ora Finato, Brusaferri vuole il tiro di prima, pallone deviato, calcio da Profucini, c'è Massarotto, trova il pallone. Sarà una parata molto complicata perché il pallone dopo il tiro che sembrava dovesse uscire fortissimo da destra di Brusaferri è uscito un po' masticato e questa traiettoria è stata influenzata anche da una deviazione non facile per il numero 12 del Godigo. Ho visto anche una big invasione di campo con un raccattapalle improvvisato. Wali, Medina, Massarotto, Favero, vince il duello, lancia il contropiede, Brusaferri, Finato, un po' di spazio, vuole liberare il destro di Brusaferri che corre interesse sul mancino, ancora Luca Brusaferri, la battuta della rimessa laterale, vediamo se riusciamo a trovare lo schema. Palla illuminante di Ziberi intanto per Finato, quindi il numero 13 che non è riuscito a ribadire in porta. Wali va a bloccarsi nell'angolo della sua metà campo, va a proteggere il pallone quasi sulla bandierina come si vede nel calcio. Medina mette il pallone in campo, Finato non trova per un pelo numero 9 Brusaferri. Ti faccio notare questa cosa: da quando è entrato Ziberi la musica è completamente cambiata, cioè il Conegliano va a due velocità, senza Ziberi e con Ziberi. Un giocatore che fa troppo la differenza, attenzione a Giata, fallo di Giata, ha provato ad andare dall'altra parte Sponga. Grande giocata del numero 8 che ha saltato con un tunnel Favaro, non l'ultimo arrivato. Giata ha fatto 18 gol ma per un pelo non faceva 19. Possiamo dire che se l'è quasi mangiato tu per tu con Sponga che era andato a terra forse pure prima del previsto, ha battezzato un angolo con Giata che di punta aveva cercato il primo, fortuna Conegliano salvato dal palo. Devono fare molta attenzione i ragazzi di Mister Brusaferri perché basta proprio una piccolissima occasione e il Godigo passa in vantaggio, cioè sono molto cinici i ragazzi di Mister Marotta, magari non danno quell'idea di controllo, di dominio, ma a livello di forza, di riuscire a trasformare le occasioni in gol sono molto bravi. Non a caso sono al quarto posto
come detto prima, rappresentano la prima squadra del blocco che sta sotto alle 3 capoliste del campionato, ovvero Montello, Ardignano e Conegliano, che sono rispettivamente a 43, 42 e 36 punti, e infine siamo al quarto posto il Godigo a 24 punti, addirittura meno 12 dal terzo posto occupato da Conegliano. Giata, bene Favaro, che ha una capacità di lettura delle fasi difensiva. Un vedere di gara che adesso tocca il primo fallo contro il Godigo. Palla monopolizzata dal numero 10. E come potrebbe essere il contrario? Non c'è soluzione di continuità su calci d'angolo, calci di punizione, calci di rigore anche. Se affidiamo adesso di Ziberi, E comincia che va in porta. ho come la sensazione che vuole andare in porta. Vediamo se cercherà Cinato, invece no, va dritto sulla barriera di Giata, poi prova a saltarlo con un tunnel. Beh, rimessa laterale per il Godigo, occasione sprecata qua del numero 10. Presto Cimi, lancio lungo di Mancino, Giata non aggancia. Rimessa dal fondo per Sponga quando manca 1 minuto e 14 secondi alla fine del primo tempo. Brusaferri. E avrà molto da lavorare mister Brusaferri in corso di questo riposo per migliorare un po' le cose di questo Conegliano, soprattutto in fase difensiva. Perché le altre due davanti corrono e non si possono fare passi falsi. Favaro, Ziberi, Giata, punta Brusaferri, Giata va sul mancino, fallo da dietro che non viene fischiato al direttore di gara e che ha caduto troppo facilmente Giata in questa situazione. Brusaferri tagliato fuori nella corsa da Sorifu. Diciamo che se l'Atletico Conegliano con i suoi 12 punti di vantaggio sul Godigo è abbastanza sicuro, se non matematicamente sicuro, di poter andare ai playoff. Attenzione qua, Giata, Sponga! A tu per tu con Giata, blocca il tiro del numero 11. Bellissima la parata di Sponga, ma io vorrei sottolinearti come si trovano quei due davanti, il 9 e l'11, Salifu e Giata si trovano alla perfezione, anche questo 1-2 lo testimonia. È un cliente molto scomodo Salifu, che sia con Ziberi o con Veseli nell'occasione precedente, anche se il pivot era un altro. Il Godigo ha 2 pivot molto fisici che possono impensierire la difesa del Conegliano. Questa è la conferma, lo specchio delle tue parole appena detta, cioè forza sulle gambe incredibile, quando è lì non lo sposta. Soprattutto quando Salifu fa piede perno, è difficile spostarlo. Va un destra al volo Wali, lancio lungo. Finisce qui il primo tempo della sfida tra Conegliano e Godigo, 2-2, partita divertentissima tra la squadra al terzo e la squadra al quarto posto del campionato di Serie C1 Veneta.
tutto pronto per ricominciare della partita qui al Balastadio, situazione di 2-2 tra Conegliano e Godego, una partita bellissima ad alti ritmi, quella tra Conegliano e Godego. Tanto mancava Imamovic che forse è ancora in spogliatoio. Un giocatore abbastanza necessario per comincia uguali Crosdocini, lancio lungo, Pulga si sta per lasciare sorprendere da il giro di Mankovic. Favaro prova la sua latta elegante. Cosa deve fare in più il Conegliano per passare in vantaggio e vincere questa partita? Beh, si dice che il migliore attacco è la difesa e sicuramente proteggere di più quello che è il risultato, perché ecco, come non detto, fallo di Imamovic, e qua forse ci stava anche il cartellino perché stava andando in porta al numero 9. Imamovic che dopo aver perso il contrasto con il numero 9, che è veramente un armadio, ha alzato la gamba per sgambettare Saifu, Come dicevamo, già da 6 gol in questo campionato. deve migliorare la difesa sicuramente, poi essere più incisiva, perché ok, 2 gol, ma avrebbe potuto farne sicuramente anche altri. Devono essere più cinici là davanti, i vari Brusaferri, Finato, Imamovic stesso. Adesso punizione per il Godego, va la battuta proprio il numero 9, anzi il numero 6, Sebar. Sebar, anche se non li dimostra minimamente, è un classe 84, 42 anni alle spalle. Parte quali non aggancia Giata, adesso ricomincia il possesso palla con Ziberi. Favaro, Mamovic porta via l'uomo, adesso prova a impostare, Ziberi vuole misurarsi per provare il dribbling, interviene Wali. Scambio di opinioni tra Wali, il direttore di gara, con Wali che era parecchio convinto della bontà della sua visione di gioco. Tanto dialogo vogliono questi direttori di gara, differentemente da quanto abbiamo già visto più volte qui, con arbitri che ammoniscono alla prima protesta. Questi direttori di gara vogliono più parlare. Tutti i direttori di gara sono quasi psicologi dei calciatori, li parlano, li chiedono come stanno, qual è il loro problema. Si crea veramente un dialogo personale tra classe arbitrale e giocatori. Adesso Giata si distende, lascia il contropiede, c'è un 4 contro 3 con Finato, mentre rientra Giata, Finato non trova Imamovic, adesso Giata arriva la starotta ma non viene Favaro. Ma il Godego attira la pressione del Conegliano, li fa alzare tutti i difensori del Conegliano e poi imbuca per Giatta che è velocissimo, e anche prima un errore perché ha sbagliato il controllo, si è defilato troppo, ma un'altra occasione per il Godego per passare in vantaggio. Wali, pallone fuori di un pelo, sfiora il palo alla testa di Sponga, numero 8 che ha una capacità balistica impressionante, mentre si scalda per la prima volta in questa partita Andrea Piccoli. Wali si gira, Finato, Imamovic a mettere ordine, Ziberi, Finato si allarga troppo, interviene Crosdocini. Ma la capacità del numero 8 Wali non è solo quella balistica intorno a te, ma anche quella di saltare l'uomo con un tocco. Aspetta la prima mossa del difensore, sposta la palla e calcia subito, proprio per prendere il controtempo anche il portiere ma anche la stessa difesa. Ziberi vuole girarsi per tentare il dribbling, Favaro che gli porta l'uomo vicino, una bella scelta del numero 8.
soprattutto in questa situazione voleva offrire una possibilità di sponda, tanto l'altro numero 8 della partita, Wally, che come al solito prova il tiro, appena un po' di spazio il numero 8 cerca sempre la conclusione, per ora Spong è sempre stato attento. Favaro tiene il pallone, Ziberi, finta Ziberi, interviene Broso Cimmi, adesso contropiede 2 contro 2, Masserotto, ma rientrano in due, Imamovic protegge di fisico con Masserotto che lo strattona. Favaro, Ziberi, che l'azione precedente aveva fatto una finta che ha mandato al bar 2 giocatori del Godigo, salvo poi trovare pronto in uscita il numero 12, l'estremo difensore del Godigo. Intanto ho trovato un'altra volta la porta. Cioè quando calcia con tutti e due i piedi ha una capacità di creare azioni pericolose, soprattutto, è incredibile. Ziberi finato, prova a lanciare un missile. Favaro, Masserotto. Sarebbe bello avere le tecnologie che dispongono nel calcio ai massimi livelli per poter calcolare gli expected goals che porta ogni tocco di palla di Ziberi. Ziberi supera Masserotto, invece rinviene il numero 27, parte il contropiede, si lancia su barra, chiedono il fallo. E qui forse c'era Andrea. Favaro, la conclusione, ancora Prostocimi, linee che si scaldano. È andato giù un po' in ritardo il numero 6, ma era stato visibilmente trattenuto e anche sgambettato dal finato. Ma il fallo c'era tutto. Tutto di gara che ancora si trova a dialogare con i giocatori del Godigo. Ferri, Imamovic, pallone che sfiora il palo di Prostocimi. Ziberi che deve la deviazione, non vista dal direttore di gara. Adesso Godigo un po' in affanno, non riesce ad uscire dalla sua metà campo. Entra nel tempo Giasi. Pronto ad entrare anche per il conigliano il numero 5, Andrea De Piccoli. De Piccoli che sta trovando sempre meno spazio in questa squadra. Ferri, Ziberi, passa in mezzo a 2, Favaro, suola, Ziberi non riesce a rientrare sul mancino, difesa veramente ad oltranza. Ferri non si coordina con il pallone che poi finisce fuori sulla deviazione. Sebar sempre molto attento in fase difensiva, anche se un po' scordinato. Non so se hai visto, Andrea, quando gli spazi diventano sempre più piccoli, diminuiscono, Ziberi alza la qualità del gioco. Cioè vede spazi che nessun altro vede, come la palla per Favaro pochi secondi fa. Imamovic prende fallo qua ed è una buona posizione con Ziberi che cerca con lo sguardo il pallone, non lo trova. Sappiamo già che la punizione la batterà il numero 10. Vediamo cosa si inventerà. Quello di prima è finita contro la barriera, vediamo adesso se riuscirà a fare di meglio. E intanto sul pallone va Imamovic, novità. Potrebbe, non è da escludere uno schema per mandare proprio il numero 10 alla conclusione, anzi vedendo come sono disposti potrebbe essere Imamovic per Ziberi, Ziberi di suola ancora per Imamovic a destro. Vediamo cosa si inventano. Imamovic! Dove l'ha messa? Il numero 17 trova in 3-2, un gol super! Che gol, tutti si aspettavano Ziberi, lo schema come avevi chiamato te, ma qua ha fatto un gol alla Ziberi, Andrea. Dove l'ha messa? Sull'angolino alto della porta destra, cioè nessuno poteva arrivarci lì. Annunciamo al social media manager del Conegliano che abbiamo già il gol del mese, non serve fare alcuna votazione. Si pensa a Imamovic che trova il 7 nel puro senso della parola, il pallone si è incastrato tra il pallo e la traversa.
una bellezza per gli occhi questo gol. Adesso Conegliano deve essere più bravo a mantenere il vantaggio. Qua era palesemente rimessa laterale per il Conegliano, non l'ha vista il direttore di gara, ma l'importante è rimanere calmi. Adesso dei piccoli, Ziberi vuole liberare il destro. E qui se i direttori di gara non iniziano a fischiare diventa una vera e propria corrida questa partita, contro tutti contro tutti. Salotto, Mancino, molto nervoso il classico 2006. Diventa una Royal Rumble, Andrea, questa partita se non si mette un po' di ordine, falli su falli. Però va detto che il Conegliano ha tutto le possibilità del zone. Qua c'era un fallo, secondo me, contro i piccoli. Adesso si aprono gli spazi, la partita si è nervosità parecchio. Andrea, è bastato un fallo non fischiato, un gol e la partita è completamente cambiata. Adesso deve essere bravo il Conegliano a raffreddare i ritmi, soprattutto anche col palleggio. Possiamo dire che se si aprono gli spazi, il Conegliano forse ha qualcosa in più per poter fare nel lungo, mentre Dodego ha fatto male al Conegliano quando il possesso palla era freddo, trovando le imboccate sul pivot. Ziberi, Favaro, Ferri vuole trovare l'imboccata che era un'idea geniale. Favaro. Qua si sono mossi perfettamente, ancora Favaro davanti alla porta, ma se prima era riuscito a colpire, questa volta l'ha mancato proprio di pochi centimetri, penso. Adesso Baruch, Marek, chiedo scusa. Masserotto, viene Favaro. Mi sbilancio, Andrea, questo secondo tempo ci ha regalato solo una rete, ma a livello di emozioni, come stanno giocando i ragazzi in campo è tutta un'altra partita, intensità, voglia di arrivare prima dell'avversario, emozionante proprio. Si vede che ci tengono. Sono proprio queste le partite che danno spessore ad un campionato di C1, tra due compagini che hanno tutto da dire anche in vista dei playoff. Spunga, impresa facile, adesso De Piccoli, sbaglia De Piccoli, riesce a recuperare il pallone solamente parzialmente. Adesso Favaro riesce a ridare il possesso contra Barek. Adesso Serifu sbaglia l'aggancio, che è ritornato in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio dopo il calcione preso da Imamovic proprio all'alba di questo secondo tempo. Qua Serifu d'esperienza anticipa Veseli e lo taglia fuori con il fisico. Adesso Veseli, per lui riesce a recuperare il possesso palla facendo rimbalzare il pallone proprio sul numero 9. Ziberi, De Piccoli, palla alla porta, finta e consolida con Veseli. Barek, Spunga. Comunque il Conegliano rischia troppo, secondo me. Ogni palla persa è un'occasione potenziale per il Gotico, che se imbecca il passaggio giusto in porta davanti a Spunga. Che comunque non significa avere un gol assicurato, perché Spunga è forse il miglior portiere di questo campionato, l'ha dimostrato in tutte le partite in questo momento. De Piccoli, Ziberi, punta, rientra su di lui Salifu, ha perso troppo tempo, il numero 10 in questa situazione. Spunga, Veseli, tutto lo spazio per girarsi, di impostare. Ziberi, ancora Veseli, vuole portare Salifu. De Piccoli dall'altra parte. Ziberi trova Brusaferri. Barek, l'altro contropiede con Giata, che libera il mancino. Giata, Spunga, blocca il pallone. Piccoli,
doppio movimento Brusaferri, prima incontro e poi ad allungare la difesa. Medina. Salifu. Giata, interviene Beselli ma solo parzialmente. Adesso ancora Giata, prova a puntare, non passa. Adesso Salifu che basta chi impunti il piede, è difficile spostarlo. E intanto cambi in casa Conegliano con per la prima volta in questo secondo tempo l'uscita di Ziberi. Vediamo, siccome nel primo tempo uscita di Ziberi direttamente proporzionale gol del Godego. Hai 2 gol del Godego. Vediamo se il Futsal Infinity Godego riuscirà ad approfittare della mancanza del numero 10. Medina. Rosdocimi. Ora Medina. Giata. Interviene Finato su di lui. Il numero 11 è bravo a liberarsi della pressione del giocatore italiano. Barek. Mister Brusaferri catechizza Beselli e richiede quel qualcosa in più che forse è mancato al numero 19 in questo cartellino giallo. Ammonizione nella panchina del Godego, ammonito Giata, molto nervoso il numero 11, il direttore di gara va a spegnere qualsiasi scintilla. Ma perché il fallo da dove è arrivato il gol di Imamovic è stato proprio del numero 11 che si era lamentato per un fallo in precedenza non fischiato dagli arbitri. Adesso la battuta delle rimesse laterali quando mancano 10 minuti e 20 secondi va Ayub Kerbuc che sbaglia il passaggio. Fallo 3 contro 2 possibile. Finato cerca un pallone abbastanza improbabile. Non c'è cartellino. Ponga che è intervenuto duro da dietro su Wali, ci stava il fallo. E ci stava anche il cartellino, Andrea, come ci stava prima per Imamovic ci stava anche qua un fallo, l'ha proprio spinto palesemente. Stava assolutamente il cartellino, ma in questo caso sarebbe stato da regolamento giallo perché Wali non puntava con direzione del corpo verso la porta, questo sarebbe stato di norma giallo. Chiamata sbagliata qua il direttore di gara a non ammonire il numero 22 Sponga che ha sbagliato i tempi dell'uscita. Sicuramente fallo, ma forse ha evitato il peggio. È stato anche un fallo con un'alta dose di esperienza perché se l'avesse stoppata l'attaccante del Godego sarebbe stato davanti a lui proprio in solitaria, mentre con il fallo almeno per il momento la paura è rimandata. Nervosismi a parte, adesso rimane una punizione pericolosissima per il Godego, pronto alla battuta sia Giata che Salifu, entrambi sono in posizione di tiro. Adesso pulizia in corso per permettere la battuta della punizione con Wali che cadendo ha sicuramente causato un po' di umido per terra. Adesso alla battuta vanno Giata e Salifu, vediamo chi due andrà. La rincorsa lunghissima per Salifu, non vorrei mai essere Finato in questa situazione. Beh, vediamo chi parte, Andrea. Parte Giata! Interviene Finato, adesso il calcio d'angolo, pericolo sventato. Finato l'ha toccata, ma di poco non la palla non va in rete. Dici
coach. No. Però aspetta, se no ti si sente. Però in realtà si dice coach. Adesso parte contropiede, Medina. E Magnala, ragazzi. Secondo palo consecutivo, prima Giata, adesso Medina che qua ha provato con il sinistro, ma il fatto è che gli arbitri sono proprio in palla in questo secondo tempo, tra gialli non dati, angoli sbagliati, gialli dati alla panchina. Hanno perso totalmente il controllo della gara. Wally, Mancino, adesso situazione pericolosa con Salifu. Carbuccia, può partire in contropiede, Carbuccia. Non riesce a conquistare una rimessa laterale, anzi sì. Si arrabbia qua Finato con Carbuccia. Sperava il capitano in una gestione di palla diversa. Veseli non supera Giata, rientra di sola. Adesso c'è un 2 contro 2, numero 19 vuole puntare, libera il destro di Carbuccia e entra in scivolata Medina ed è rimessa laterale. Veseli che prova la giocata, ma come prima lo fa nel posto non adatto di campo, perché Sono Favaro, anticipato all'ultimo da Salifu. Carbuccia interviene, finisce il pallone in calcio d'angolo. finisco il discorso, poteva causare un contropiede formidabile, pericolosissimo da parte del Codego. Queste giocate è meglio farle nella metà campo avversaria, non nella propria. Sponda con l'aiuto del palo. Finato, va in contropiede. Interviene di fisico su di lui Salifu. Tutto regolare. Favaro mette il piede. Mancano 8 minuti e 54 secondi alla fine di questo secondo tempo. Partita che ha ancora molto da dire. Sponga che chiede al direttore di gara 10 secondi, implorandolo quasi in ginocchio per potersi allacciare le scarpe. Il direttore di gara che è passato ad essere uno psicologo nel primo tempo a tirare fuori i cartellini nel secondo, tirandoli fuori quando non c'erano e sbagliando clamorosamente l'altra situazione. Intanto sta per entrare Ziberi nella... Mister Brusaferri fa tanta difficoltà questo Conegliano senza di lui in attacco. 4 giocatori su Salifu. Cade forse troppo vistosamente. Sicuramente se non avesse fatto quell'urlo di dolore lì avrebbe fischiato il fallo. È bastato provare ad aumentare la vistosità del contatto per non farlo fischiare. Favaro, Carbuccio, spalla alla porta, non riesce a girarsi e Medina fa sbattere il pallone. Wally supera Imamovic, grandissima partita finora del numero 8, è stato sicuramente il migliore in campo dei suoi. Medina trova Nicolini, Masterotto, bravissimo, che trova ancora Nicolini, che Mancino, quella che è spaccata. Adesso è Zibedi contro la difesa del Codego. In 3 bloccano il numero 10. Fase confusa del match in questo momento. Con entrambe le squadre che stanno mettendo veramente tanta intensità nella partita per provare a portare i 3 punti a casa. Ancora una volta il Codego spinge molto sulle fasce, sui lati lunghi di questo campo, e quando lo fa si rende veramente pericoloso, perché come abbiamo detto prima, saltata la prima pressione il Conegliano non c'è dietro, e Nicolini prima è arrivato in porta senza effettuare nessun passaggio. Zafferri tiene il pallone in campo, non secondo il direttore di gara. Il pallone secondo me era rimasto in gioco. Secondo tutti tranne il direttore di gara, Andrea.
direttore di gara che sta commettendo errori da una parte e dall'altra, non sta proprio facendo preferenze, anzi. Ziberi, ha un po' di spazio, Ziberi, mancino! Che gol ha fatto il numero 10? Che gol ha fatto? Di mancino, di punta, dritto, sotto al 7, adesso è l'imbarazzo di scelta per il gol della gara. Imamovic Ziberi, un gol più bello dell'altro. Andrea, se il gol di prima era tutto frutto del genio, questo è frutto della tecnica. Prima di destro, adesso di sinistro, prima a sorprendere il portiere, adesso a non fargliela proprio vedere al portiere, e intanto doppietta e va a quota 26. Stiamo vedendo gol non banali oggi. Favero, un po' di spazio, interviene Medina. Veramente in questo secondo tempo un gol più bello dell'altro, tra la punizione di Mamovic e il mancino di Finato, che sono finiti di Ziberi, che sono entrambi finiti nel secondo palo, sotto al 7. Da quanto è stato bello il gol di Ziberi, forse nemmeno lui ci credeva, tanto Medina decide il possesso palla, Masserotto. Un po' di spazio, il numero 7, ma rimane sul giro di Favero, la palla che è uscita. Mancano 6 minuti e 22 secondi alla fine di questo secondo tempo. Cosa ci dobbiamo aspettare a questo finale? Sicuramente un Godego che proverà a riprendere il match, si sposterà tutto in avanti e se è bravo il Conegliano può punire. Brusaferri, Imamovic, Ziberi. Come prima? Puntare Ziberi, ha provato la stessa soluzione. Ziberi quando punta mette il telepass e non si ferma davanti a nessuno. Ma poi perché nemmeno il difensore sa dove andare, perché Ziberi può scegliere il destro o il sinistro indifferentemente. Piccoli sul contropiede, Imamovic per i tempi giusti, adesso un 3 contro 1, De Piccoli. Ziberi ha aspettato troppo il numero 5 per passare palla o a Ziberi o a Brusaferri. E ancora una volta, lasciami dire Andrea, scelta sbagliata, perché Brusaferri era da solo davanti al portiere e De Piccoli ha voluto andare da Ziberi, tutta l'autorità certamente, ma quando un compagno è davanti al portiere lo si serve. Perché Ziberi è come un polo magnetico verso il pallone, è il primo pensiero, la prima soluzione sempre per i propri compagni di squadra. Adesso mister Del Godigo chiama la pressione i suoi giocatori. Ziberi, De Piccoli. Mamovic prova a scambiare ancora con il numero 5. E dall'esultanza precedente di Imamovic si vedeva quanto gli mancava questo gol in casa, che mancava da molte partite, perché ricordiamo la scorsa non aveva timbrato il cartellino e prima si era infortunato. Il direttore di gara che fischia un fallo molto lieve e va a catechizzare la panchina. Adesso punizione per il Godigo, va la battuta Wali. Sono ancora 5 minuti, può ancora succedere di tutto in questa partita. Tanto il Montello conduce 7-2 contro la Marca. Wali. Barek, interviene dei piccoli, attenzione! E c'è il gol di Isata, provato sul secondo palo, bellissima la suolata, la pigiata, in termini tecnici di Sarifu, che trova sul secondo palo Giata, ed è 4-3, partita ancora aperta. Eh sì, Andrea, questo è stato un gol ricercato, non come i primi due, palla lunga e abbracciamo un attaccante. Questa volta è stato molto più ricercato e Giatta risponde a Ziberi, anche se a distanza, e fa 19 in campionato. E con questo gol conferma la legge che dice che Giatta segna sempre all'Atletico Conegliano. Adesso Ziberi
Mamovic, De Piccoli. Ancora Brusaferri. Mamovic ha un po' di spazio. Prova il mancino, palla fuori. Mamovic ha colpito questa palla troppo sotto e non ha preso la destinazione voluta dal numero 17 che ci ha mostrato con le sue doti balistiche sono tutt'altro che queste. Buone notizie per la classifica marcatori di Ziberi, nell'Andrigno che nonostante 7 gol del Montello non ha ancora siglato il gol. Adesso parte in contropiede proprio il numero 12, Ziberi aveva un pallonetto un po' troppo pretenzioso. Ma sai che con lui, Andrea, tutto è possibile, quindi Diciamo che si era avviato in terre inesplorate. Così Ponga, lancio lungo per Brusaferri che aggancia il pallone, prova a girare subito, vuole iscriversi anche lui alla gara del gol più bello della giornata. Brusaferri, Imamovic, destro, para Prosdocimi. Imamovic, Ziberi, Brusaferri, spalla alla porta, prova a puntare Brusaferri, para Prosdocimi, Barek, Giata, il pallone adesso alza la pressione offensiva. Poi aveva provato una giocata non banale con un triplo doppio passo, liberare il destro. comunque c'è ancora vita in questa partita, è 2 minuti e 52 di fuoco quelli che ci aspettano. Finato De Piccoli para Prosdocimi. Tante occasioni per il Conegliano, quella prima di Favaro, quella nel primo tempo, questa con De Piccoli, e speriamo che non vengano ricriminate dagli uomini di mister Brusaferri a fine match. Perché il vantaggio è sottile, chissà che il Godigo non opti per l'opzione del quinto uomo per il pressing finale. Ziberi para ancora Prosdocimi, parata strabiliante qua con il fianco destro, quella del portiere del Godigo. La più facile delle occasioni per Ziberi, non è riuscito a buttarla dentro questa volta tu per tu con il numero 12 del Godigo. Imamovic, destro, pallone deviato da Giata, che è adesso un po' sulle gambe dopo questa botta. Ziberi chiedeva il pallone qua al suo compagno Imamovic. Ziberi. Lancio lungo per Sarifu, che aggancia il pallone, ma non supera un immenso Imamovic. Finato. Messa laterale, mancano 2 minuti e 7 secondi, giri ancora alti nella partita. Le scelte, soprattutto in contropiede da parte del Conegliano, arrivano troppo in ritardo. Ok, aspettare la pressione, ma una scelta con un tempo di gioco prima può agevolare il compagno e non far arrivare la difesa su questi palloni. Quindi si aspetta sempre troppo, sempre l'ultimo momento. Adesso mister Marotta opta per il quinto uomo, che non vedo male, sarà proprio Wali il portiere di movimento. E intanto nella panchina del Conegliano a fare le veci di coach è Ziberi, che prende la parola e guida lui i suoi uomini. Atletico Conegliano che proprio nell'ultima partita ha gestito malissimo la situazione difensiva con il Vigo Real che provava il quinto uomo, ha
subito ben 4 gol in una situazione che stavano facendo 6-1 ed è finita 6-5 per i giocatori di mister Busaferri. Bisogna sicuramente migliorare in questo aspetto perché il futsal è un'arma che tutte le squadre utilizzano per il difetto uomo. Adesso vediamo come la prepara mister Marotta. E per la terza volta consecutiva il Conegliano arriva agli ultimi minuti di partita che è lì, è in vantaggio sì, ma sempre rischiando, diciamo, contro il Milan e contro il Vigorale e anche Forse stasera. è proprio quello che è mancato rispetto alle due compagini che sono sopra in classifica. Wali, proprio lui, quinto uomo, trova la strada di Mamovic con la punta, la spedisce in calcio d'angolo. Adesso si sistema per il quinto uomo, il Godego. Wali, Medina, Wali, Giata, Finato, ha spazio per il tiro, Finato! 5-3, quinto uomo gestito malissimo dal Godego. Alla lunga, 2 gol di vantaggio, ma attenzione, non è ancora finita. Mai sanguinare davanti agli squali, Andrea. Finato è lo squalo della situazione, un errore in impostazione, lui è lì da bomber vero, porta vuota, piattone e palla che entra docile. Finato che sai da 13 gol con la doppietta di stasera, ma non è ancora finita, mancano ancora 1 minuto e mezzo. Wali, Medina, Salifu, Wali, ancora Wali, cerca Mancini, interviene Favaro, manca 1 minuto e 17 secondi alla fine del secondo tempo. Medina, Salifu, ora Wali, Medina, prova Giata. Si chiude bene il Conegliano. Sponga, può provare il tiro. Sponga! Palla fuori di nulla. Il tiro del 22 è uscito veramente di nulla. Adesso cambio nel Godego, esce Salifu, entra il numero 3 Nicolini. Passerotto. Palla veramente troppo pretenziosa per il numero 27. Finato, prova attacco, Wali prova ad autolanciarsi. C'era Wali. Prova ad anticipare, sponde Nicolini, è rimessa dal fondo, mancano 25 secondi con Wali che ormai rinuncia anche al cambio in porta. Sponga, lancio lungo per Ziberi, il pallone troppo lungo. Dopo tutta la partita correre avanti e indietro ancora la forza Ziberi per ricorrere questo pallone. Finato, prova a fare il pallone adesso contropiede con Giata. Deve essere l'ultima occasione per aprire la gara. Adesso c'è un contropiede per il Conegliano. Ziberi, rinviene Massarotto. Massarotto che non spende parole dolci con il direttore di gara. Purtroppo a viso aperto con il direttore. Adesso calcio d'angolo, mancano 5 secondi. Mamovic. E il Conegliano vince la gara contro il Godego per 5-3. È una gara di gol bellissimi. Giocata ad alta intensità per entrambe le squadre. Tanta fatica per il Conegliano, ma alla fine i 3 punti sono arrivati. Se si aspettava una risposta da questa squadra ha risposto presente. Adesso risponde proprio a tono rispetto alle 2 davanti che non vogliono fermarsi. Conegliano che porta a casa la 7ª vittoria di fila in campionato. Una striscia che però sembra poco utile fino a che le 2 davanti non inciempano in qualche sconfitta. Il Conegliano
che a questo punto sa di dover puntare ai playoff. Era che Arzignano e Montello viaggiano a questi ritmi con Arzignano che rimane a 43 punti, Montello che sale a 45, il Conigliano a 39.